Pio Brighenti è il presidente onorario della General Store Bottoli Zardini, una squadra che ravviva la tradizione del grande ciclismo in provincia di Verona. Certo, era una squadra che stava scomparendo perché proveniva da Rovigo, la vecchia Mantovani, e noi insieme con un gruppo di appassionati abbiamo raccolto, diciamo, quello che era rimasto e ci siamo attivati e l'abbiamo portato a Verona perché a Verona non c'era una squadra di quel livello, quindi stiamo andando avanti con tanta passione e con volontà. Un cuore veronese che batte forte per le due ruote. Il raduno di questi ragazzi è a Caprino Veronese, a casa di Pio Brighenti. Certo, si cercava un luogo dove potersi incontrare e dove poter organizzare degli allenamenti e questa è nata proprio nella mia casa dove sono nato, la casa dove ho vissuto fino a 30 anni. E siccome io abito adesso sul lago, era disabitata e ho detto portiamoli lì. Ecco, da quando siamo partiti siamo ancora lì e mi pare che i ragazzi sono anche contenti perché è una zona tranquilla, è una zona che si presta molto per gli allenamenti, è vicina al lago e nella buona stagione c'è un clima piacevole. Ma come nasce questo amore per il ciclismo di Pio Brighenti? Questo viene da molto lontano. Dunque, io ero un ragazzino, diciamo nel primo dopoguerra, quindi avevo 5-6 anni, 7 anni, e c'era a Caprino, c'era la tradizione di, nel periodo di agosto, cioè in occasione della fiera del 2 di agosto, organizzavano una corsa per diciamo dilettanti, io non mi ricordo perché ero ragazzo, insomma, e proprio qui dove ci troviamo in questo momento, in località Platano, io ero lì che guardavo, facevano il circuito e passava da questa parte. Non lo so, quando io ho visto questi ragazzi, eh, tutti sudati, gente che ci buttava addosso secchi d'acqua, da lì è nato l'amore, è stato il mio primo amore e lo porto ancora. Io poi ho cercato anche di praticare questo sport, ho fatto esordiente, allievo, poi per motivi o la scuola, mio padre mi ha detto o la bicicletta e allora ho dovuto arrendermi, però l'amore è rimasto e ancora lo porto nel cuore, insomma, e non perdo occasione per diciamo, andare a vedere gli atleti quando corrono e soprattutto anche quando ci sono i professionisti, e quindi quelli li conosco abbastanza bene. E quest'anno a pedalare saranno 18 ragazzi per la General Store che compongono una squadra molto competitiva. Ma come sono questi ragazzi? Ma questi ragazzi mi sembrano bene intenzionati, vedo che si impegnano, che si allenano con molto impegno e li vedo ragazzi bravi, mi sembrano bravi, insomma è un bel gruppo, mi sembrano che siano anche affiatati e quindi io spero che ci saranno dei buoni risultati.